Qualche giorno fa sono arrivati anche a Treviso gli ispettori della regione inviati su richiesta del Ministero della Salute per far luce su alcuni casi di morti sospette in Veneto che sarebbero legate al batterio killer Mycobacterium chimera. La regione Veneto ha sostanzialmente messo in campo un gruppo di lavoro, perché all'interno dello stesso gruppo noi abbiamo anche il dottor Scatton, che è il nostro primario di malattie infettive, che va sostanzialmente a verificare in tutti gli ospedali che hanno utilizzato quella macchina. Al centro dell'attenzione i reparti di cardiochirurgia. Il batterio chimera, infatti, come scoperto anni fa, si forma nei macchinari utilizzati in tutte le sale operatorie, non solo italiane ma anche europee, per la regolazione della temperatura del paziente durante un intervento e che poi viene rilasciato nell'ambiente. Fino a poco tempo fa, prima della morte di un anestesista di Vicenza, il nostro paese sembrava escluso dall'emergenza. Ad oggi sono 6 in Veneto i casi sospetti, 2 in Emilia-Romagna. Per Treviso, a parte un episodio sospetto risalente al 2011, è difficile quantificare i potenziali casi, spiega il direttore generale Benazzi, che poi aggiunge. Dire ai pazienti che hanno loro pensano un ragionevole sospetto, eccetera, di poter venire nell'ambulatorio che stiamo creando, dando la titolarità al dottor Rigoli, per poter fare un semplice esame del sangue, un'emocultura, e poi verificare se effettivamente c'è questo rischio. Intanto il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni dati su eventuali casi di infezione invasiva da chimera e un approfondimento dei dati raccolti a partire dal 2016 dall'Istituto Superiore di Sanità. Innanzitutto con la preoccupazione di mettere in sicurezza la vita e la salute dei cittadini. È giusto garantire sicurezza, fare chiarezza fino in fondo e se ci sono delle responsabilità chi ha sbagliato deve pagare.